L'arresto eccellente di ieri del comandante della Polizia Municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, e capo dell'ufficio di gabinetto del sindaco Miciché, ha sollecitato le reazioni del mondo politico. Giovanna Iacono, deputato nazionale del PD, la definisce una vicenda allarmante anche perché rivela come oggi un burocrate possa piegare le regole a proprio piacimento a danno di tutto e tutti, anche riguardo ad appalti per l'erogazione di servizi a categorie che più di altre meritano attenzione e tutela. Per il PD emerge con forza la necessità di normative più stringenti, nuove e più trasparenti procedure per le gare della pubblica amministrazione, ma anche più attenzione da parte della politica nelle procedure di selezione degli incarichi dirigenziali. Anche il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentina Ida Carmina, si unisce al coro di sdegno per quanto accaduto. L'arresto del dirigente e capo di gabinetto Gaetano Di Giovanni merita un approfondimento politico perché, ferme restando le garanzie per l'indagato, l'amministrazione deve dare parole di trasparenza e chiarezza e sottolinea: gli agrigentini onesti non meritano questo danno all'immagine di una città che vanta il titolo di Agrigento capitale della cultura 2025. Per il dirigente Codacons ed esponente di Sud Chiama Nord di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, Agrigento non può essere amministrata come lo sta facendo l'attuale governance, con commistioni alquanto discutibili. Il sindaco evidenzia Di Rosa rifletta sulla sua posizione e poi chiede cosa si stia facendo da 3 anni al comune contro la corruzione, considerato che è stato consentito ad un condannato dalla Corte dei Conti di tornare a capo dell'ufficio di gabinetto e della polizia locale. E anche Italia Viva di Agrigento, tramite la segretaria provinciale Cristina Scaccia e la segretaria cittadina Roberta Lala, afferma che è emerso un quadro inquietante di reati. Per Italia Viva è inopportuna la scelta del sindaco di Agrigento di nominare come suo capo di gabinetto colui che era stato condannato per danno all'erario. Il sindaco continua a fallire nelle sue scelte politiche e amministrative, dicono. Ne prenda atto e faccia un gesto di responsabilità e di amore verso la città e i cittadini. Crediamo, conclude Italia Viva, che la giustizia debba fare il suo corso, ma la politica ha l'obbligo di porsi degli interrogativi.